Non ancora un nome il cadavere dell'uomo ripescato ieri sera nel fiume Brenta a Fontaniva a dare l'allarme a alcune persone che stavano passeggiando lungo le rive. Avvolto dalle fiamme un autobus della linea 10 a Padova, i sindacati contro Bus Italia, su strada mezzi troppo vecchi. L'azienda, dicono, ha disatteso il contratto di servizio. Un masso cade su un'auto lungo la regionale a Gordina, salva per miracolo una famiglia di Abano Terme che rientrava da una gita nel Bellunese. Sparò e uccise il ladro in fuga, l'ex guardia giurata Massimo Zen, dopo la condanna per la morte di un giostraio, attende di essere portato in carcere. 3.000 pellegrini solo nella giornata di domenica, cresce l'attesa per la festa del 13 giugno. Alla comunità di frati affidate le intenzioni da portare sulla tomba di Sant'Antonio. 200.000 presenze in 2 mesi, Abano torna ai livelli turistici pre-Covid, il sindaco Barbierato, adesso bisogna fare squadra per reperire il personale. Il Comune di Padova inaugura il 4º ufficio anagrafe in via Boccaccio, sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, martedì e giovedì anche al pomeriggio. Buongiorno, benvenuti al TG di Telenord-Est. Apriamo il nostro telegiornale con la cronaca perché è stato ripescato nel Brenta il cadavere di un uomo, resta ancora senza nome. Una tragedia sotto gli occhi di tante persone che ieri stavano facendo una passeggiata lungo il fiume Brenta a Fontaniva. Un uomo si è gettato in acqua venendo trascinato dalla corrente. I testimoni hanno allertato subito i soccorsi, ma lo sconosciuto è deceduto dopo un'ora di tentativi disperati di rianimazione. L'identità dell'uomo, dall'età apparente di 40-45 anni, è ancora sconosciuta. Non aveva documenti. Ieri, in tarda serata, pare abbia raggiunto le sponde del Brenta in località San Giorgio a Fontaniva. Il suo corpo, trascinato dalla corrente, è stato notato da alcune persone che hanno fatto scattare la macchina dei soccorsi. A Fontaniva è arrivato anche l'elicottero drago dei vigili del fuoco per la ricerca dall'alto. I soccorritori lo hanno recuperato a circa 500 metri dal punto del primo avvistamento. I medici del SUEM hanno tentato di rianimarlo, ma dopo un'ora è stato dichiarato il decesso. Sul posto anche i carabinieri. Le indagini sembrano far escludere il coinvolgimento di terze persone e si propende per il gesto estremo. La vittima ha un'età apparente di 45 anni, addosso non aveva documenti né elementi utili all'identificazione. Il magistrato ha disposto nulla osta per la rimozione della salma in attesa di vagliare le segnalazioni di scomparsa. Ovviamente se arriveranno novità su questa vicenda ve le daremo in diretta nella nostra informazione. Restiamo nella pagina della cronaca perché ieri è andato a fuoco un autobus pubblico a Padova e i sindacati adesso sono sul piede di guerra, ma ci racconta tutto Valentina Visentini in collegamento da Padova. Sì, buongiorno da Padova. Ieri attimi di paura all'interno di un autobus della linea 10 di Bus Italia che stava transitando in zona San Lazzaro. L'autista si è reso conto che le fiamme stavano completamente avvolgendo la parte posteriore del mezzo, ha subito fatto scendere i passeggeri, circa una decina che erano all'interno, mettendoli in salvo, tanto lo spavento per questo episodio che insomma fanno notare i sindacati, ricorda quanto siano vecchi alcuni mezzi di Bus Italia che sono ancora in servizio. Qui con me c'è Stefano Pieretti di ADL Cobas. I Cobas spesso hanno denunciato gli autobus troppo vecchi della linea di Bus Italia per quanto riguarda il servizio urbano. Anche in questo caso il mezzo era piuttosto datato. Sì, il mezzo era datato, non è l'unico ovviamente, ce ne sono ancora moltissimi che girano e quello che era previsto nel contratto di servizio da parte di Bus Italia, cioè di rinnovare la flotta urbana, oltre che quella extraurbana, di fatto sta patendo tempi lunghi per il rinnovo. Infatti ci ritroviamo che ci sono ogni tanto annunci di nuovi mezzi che arrivano, però in realtà questi nuovi mezzi noi non li abbiamo ancora visti. Una parte sono arrivati, sappiamo, per l'extraurbano, ma nell'urbano abbiamo ancora questo tipo di situazione. È una situazione che di fatto mette a rischio gli utenti e mette a rischio anche i lavoratori, perché sappiamo benissimo che oltre alla vetustà di questi mezzi c'è il fatto che anche la manutenzione ovviamente è carente e quindi da questo punto di vista diciamo i rischi aumentano.
Ecco, ieri era domenica, però il pullman, l'autobus era un autobus doppio, quindi molto probabilmente impiegato anche nei servizi di trasporto scolastico al mattino. Ieri era domenica, c'erano solo 10 persone a bordo, quindi insomma una tragedia sfiorata quella che è avvenuta ieri. Diciamo che in alcune linee gli autobus doppi sono assolutamente necessari, quindi di domenica ovviamente nella linea 10 normalmente si usano questi, ma normalmente sempre su questa linea si usano tutti i giorni perché è una linea molto frequentata, molto lunga e quindi necessita di autobus che siano in grado di avere una capacità importante. Insomma, questa è la cronaca con le richieste da parte dei sindacati. Da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Noi ringraziamo Valentina Visentina, ovviamente anche di questo tema parleremo molto nel futuro prossimo. Restiamo sulle linee pubbliche, restiamo nella pagina della cronaca perché 2 giovani erano saliti a bordo di un bus con un coltello per non pagare. Fermati e denunciati 3 giovani, un 18enne di Arzergrande e 2 19enni di Campolongo nel Veneziano, da parte dei carabinieri di Piove di Sacco, chiamati dall'autista del bus, che da Padova porta a Chioggia perché i ragazzi non avevano il biglietto. Quando il controllore ha chiesto di esibire i ticket, alcuni passeggeri hanno azionato l'apertura d'emergenza delle porte, costringendo il conducente ad arrestare la marcia del mezzo e scappando. I carabinieri sono riusciti a fermare i 3 ragazzi che nella loro fuga avevano perso uno zaino con all'interno un coltello da cucina lungo 32 centimetri. Il proprietario non sapeva giustificarne il possesso. I 3 sono stati denunciati per resistenza ad incaricato di pubblico servizio, interruzione di pubblico servizio in concorso e solo per il 18enne anche porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. Restiamo sulle strade del Veneto perché un masso è caduto sulla macchina di alcuni villeggianti padovani. Il masso è caduto proprio a ridosso del poggiatesta dell'auto, sfiorando tutti e 4 gli occupanti del veicolo, una famiglia di Abano Terme. Sono salvi per miracolo madre, padre e 2 figli che ieri pomeriggio stavano percorrendo la strada regionale 203 a Gordina per rientrare nel Padovano dopo una giornata trascorsa ad Alleghe. Il masso è caduto intorno alle 15:30 nel comune di Sedico, all'altezza della centrale idroelettrica. Un grandissimo spavento, ma per fortuna nessuno dei 4 è rimasto ferito. Nessun riflesso neppure per la viabilità. Una strada, quella che collega Sedico ad Agordo, dove la caduta di sassi è frequente e segnalata da cartelli di pericolo che invitano alla prudenza. Parliamo ora di una vicenda di quelle che sono destinate a far discutere. Vi ricorderete i fatti: la guardia giurata spara e uccide un giostraio per tutta una situazione che risulta ancora essere molto complessa. Adesso è arrivata la condanna. Nella sua casa di Cittadella attende che i carabinieri lo vengano a prendere per portarlo in carcere. Ultime ore di libertà per Massimo Zen, 52enne, ex guardia giurata, che il 22 aprile del 2017 uccise un giostraio che con 2 complici stava fuggendo in auto dopo aver messo a segno una serie di assalti ai bancomat. La Cassazione ha confermato la pena di 9 anni e 6 mesi per omicidio volontario, nonostante la Procura Generale avesse chiesto di annullare la condanna e rimandare il caso ai giudici d'appello perché l'evento si sviluppò nel contesto di un'attività lecita seppur rischiosa che aveva determinato una situazione che imponeva una reazione. Zen esplose 3 colpi, uno di questi mortale, mentre cercava di bloccare l'auto in fuga dei banditi che lo stavano per centrare. Preoccupato per il suo futuro, Massimo Zen dice di essere rimasto deluso dalla giustizia e anche dalla politica che dopo l'iniziale solidarietà lo ha lasciato solo. Cambiamo decisamente argomento perché sono arrivati 80 milioni di euro per il tram di Padova. Questione tram, novità importanti nelle ultime ore. Siamo davanti a Palazzo Moroni perché a Palazzo Moroni, insomma, simbolo dell'amministrazione, nelle scorse ore sono arrivati 80 milioni in più. Quindi ricapitolando, c'è la linea SIR 1 che è quella già esistente, la SIR 2 che è quella che coprirà Vigonza e collegherà Vigonza con Rubano, e la SIR 3 che collegherà Volta Barozzo con la stazione ferroviaria. Ebbene, per la SIR 2, dopo uno stanziamento di 23 milioni di pochi mesi fa,
proprio in queste ore, dicevo, altri 80 milioni di euro per coprire i costi che sono ovviamente aumentati come tutti i progetti. A questo punto il progetto di Padova diventa uno dei più finanziati d'Italia, ma sentiamo su questo ulteriore finanziamento cosa dichiara l'assessore alla mobilità Andrea Aragona. Abbiamo quindi aperto un'interlocuzione col Ministero, siamo stati inseriti nel fondo opere indifferibili e di qualche giorno fa c'è questa notizia di questi 80 milioni che credo siano la migliore risposta a chi polemizza sull'opera. E quindi questi soldi serviranno anche a coprire in pratica interamente il SIR 2 come anche il SIR 3, anche quello è coperto interamente, quindi i costi sono già coperti dai fondi stanziati. Sì, siamo completamente coperti, oltre $500 milioni per la mobilità sostenibile che porteranno tra l'altro ovviamente un indotto, una ricchezza alla città di Padova. Pensiamo che tutta la provincia di Verona ha la metà dei nostri fondi solo sul tram di PNRR, quindi guardiamo avanti, guardiamo ai prossimi anni con un'opera, questa e tante altre più piccole, che cambieranno la città in meglio, rendendola più sostenibile. Anche una dichiarazione del sindaco che era presente, insomma particolarmente arrabbiato, ha detto basta bugie sul tram, evidentemente circolano notizie che non sono vere, quindi ha proprio manifestato l'intenzione nel caso anche di adire le vie legali. Siamo disposti a critiche per migliorare l'opera e chi dice cose non vere che ormai sta andando avanti da molti mesi, questo lo stiamo ritenendo ormai non più accettabile. Restiamo a Padova perché è iniziato il conto alla rovescia, chiamiamolo così, verso la festa del Santo del 13 giugno, migliaia di pellegrini già in arrivo. Buongiorno, è con emozione che vi parlo da questo straordinario luogo di fede. Siamo proprio all'Arca del Santo. Ringrazio anche padre Giancarlo Zamengo, il direttore del Messaggero di Sant'Antonio, per essere con noi. Siamo nei giorni della Tredicina, li stiamo vivendo appieno. Solo nella giornata di ieri più di 3.000 pellegrini sono entrati in Basilica. Sant'Antonio davvero continua ad essere il santo che riesce a parlare a tutti. Il cardinale Semeraro durante la Tredicina ha parlato persino ai pesci. Sì, ha parlato persino ai pesci e credo che ieri erano ben più di 3.000 i pesci che sono venuti qui a visitare e incontrare Sant'Antonio. In questi giorni stiamo assistendo a una straordinaria partecipazione con gruppi di pellegrini che arrivano da tutto il mondo. Ho notato tantissimi spagnoli ad esempio, ma non solo, e italiani ovviamente, anche aiutati dal ponte del 2 di giugno, la festa della Repubblica, e c'è veramente un grande desiderio di ritornare a incontrare il nostro amato santo, di venire in questo luogo straordinario di fede, di cultura, di arte e di vita. Ecco, hai in mano il pane che quest'anno, il pane di Sant'Antonio, che quest'anno viene dedicato per un'intenzione particolare qui in Basilica. Sì, il pane di Sant'Antonio è il segno più semplice, bello e grande anche della carità antoniana. E quest'anno proprio abbiamo voluto come frati dedicarlo agli alluvionati della Emilia Romagna, per cui le offerte che vengono raccolte a conclusione di ogni celebrazione della Tredicina qui in Basilica saranno destinate ai progetti di aiuto alle famiglie. Abbiamo anche una nostra comunità che a Faenza che si è trovata completamente sommersa dalle acque che hanno tracimato, e sinceramente ci è sembrato il modo più bello anche per celebrare la festa di Sant'Antonio. Accanto a questo poi ci saranno momenti culturali e abbiamo avuto la Basilica piena per la presenza di Epicoco, uno degli autori più interessanti del panorama nostro cattolico, che ha preparato anche un libro dedicato a noi, La libertà di Antonio, dove racconta la figura di Antonio in maniera più che mai attuale, come sempre anche una promessa di futuro soprattutto ai nostri giovani.
Tra l'altro insomma qui voi non vedete, ma insomma la sfilata silenziosa di persone che appoggiano proprio la loro mano sulla tomba di Antonio. Tra l'altro alla fine di ogni celebrazione è ripresa proprio questa processione che dall'altare maggiore arriva poi qui per portare tutte le intenzioni delle persone presenti, ma non solo, perché la comunità dei frati davvero sta pregando attraverso anche tutti i mezzi nuovi che ci sono di comunicazione per tutte le persone che chiedono una grazia a Sant'Antonio. È il nostro modo per farci vicino alle famiglie e a tutte le persone in difficoltà, per sentirci un'unica grande famiglia. Questo è uno dei segni belli e grandi anche della nostra presenza di frati francescani in questo luogo, ed è bello vedere come anche i vari vescovi che vengono dalle diocesi del Triveneto in particolare sono accompagnati da centinaia di pellegrini che a conclusione della preghiera della Tredicina vengono qui e mettono la loro mano alla tomba del santo affidando le loro necessità all'intercessione del nostro amato santo. Ecco, tutto questo ovviamente in preparazione del 13 giugno. Del grande momento che ne siamo certi sarà un momento straordinario di vita, di fede, e anche chi potrà partecipare sia in presenza ma anche attraverso questi grandi mezzi di comunicazione che al giorno d'oggi abbiamo, anche da lontano, dalle proprie case, potrà vivere la propria festa del santo nel modo migliore possibile. Allora noi ringraziamo davvero padre Giancarlo Zamengo, ringrazio anche Federico Cibotto per la collaborazione tecnica e da questo straordinario luogo restituisco la linea allo studio. Noi ringraziamo Chiara Gaiani per questo collegamento. Adesso andiamo a vedere ad Abano Terme il boom di turisti in arrivo. Abano Terme, meglio di Padova e della vicina Montegrotto. Nel primo bimestre del 2023 le presenze turistiche sono cresciute rispetto al 2019, superando il dato di crescita anche della città capoluogo, che pure sta segnando numeri da record in questi primi mesi dell'anno. A dichiararlo è proprio il sindaco aponense Federico Barbierato. Siamo molto contenti naturalmente, siamo molto soddisfatti, il ritorno anche del turismo straniero, tedesco, austriaco, svizzero, francese. Questo è sicuramente un buon segnale. Il nostro brand, le nostre terme sono ancora conosciute, c'è voglia di tornarci, ma soprattutto c'è anche un target nuovo di famiglie, di sportivi che apprezzano la nostra proposta termale, unita anche ai nostri bei coniugani. Dopo gli anni neri della pandemia che avevano segnato pesantemente il comparto, le terme sono riuscite a ripartire mantenendo l'attrattività dei turisti stranieri. Ora, spiega il sindaco, bisogna puntare tutto sul reperimento degli alloggi e della manodopera. Noi come comune stiamo ragionando con le società di categoria, con le grandi imprese che normalmente hanno bisogno di alloggi per ospitare lavoratori che arrivano da fuori regione, e su questo tema concentreremo l'attenzione per i prossimi mesi. Informazione di servizio, è arrivato un nuovo ufficio anagrafe a Padova. Siamo contenti perché i primi 4 atti sono atti nei confronti di minori, un atto di nascita, quindi bellissimo, un buon auspicio, e 3 carte d'identità per bimbe. Con i primi 4 atti apre al pubblico il nuovo ufficio anagrafe del quartiere 3 in via Boccaccio 80 a Padova. Da 3 passano quindi ufficialmente a 4 gli sportelli anagrafe servizio del cittadino, con questo di Terra Negra che sostituisce quello aperto solo 2 giorni a settimana a Mortise. Un passo in avanti nella riorganizzazione dei servizi immaginata dall'amministrazione Giordani. L'idea è quella di portare i servizi il più possibile vicino ai cittadini, ma anche nell'orario il più possibile vicino ai cittadini, quindi anche nella pausa pranzo in orari più estesi. Dentro questo disegno c'è stata tutta la possibilità oggi di scaricare i certificati online e la possibilità ovviamente delle autocertificazioni, che è una cosa diciamo che non dipende da noi, ma poi anche una riorganizzazione degli uffici. Il primo ufficio a essere spostato è stato quello all'Arcella, adesso tocca a questo di via Boccaccio. Gli orari sono quelli di tutti gli uffici anagrafe del comune, dalle 8:15 alle 13 dal lunedì al venerdì, con apertura pomeridiana fino alle 17 il martedì e il giovedì. Una palazzina, quella di via Boccaccio, che ospita numerosi servizi. Questo è stato uno dei motivi per cui siamo riusciti a portare qua questo servizio esteso. In questa palazzina si trovano la biblioteca, il CST, ma anche i servizi dell'ULS, quindi qua un cittadino, una cittadina trovano tutto quello che serve.
Chiediamo con le immagini le voci del Padova Pride. Sono arrivati a Padova in migliaia da tutto il Veneto per una festa che ha riempito Piazza Garibaldi prima che il corteo, alla presenza discreta delle forze dell'ordine, si muovesse, attraversasse il centro e raggiungesse Piazza Portello. Un Padova Pride che difende i diritti della comunità LGBT, dei trans, degli omosessuali, delle famiglie con 2 papà o con 2 mamme, e in piazza c'erano giovani, meno giovani, studenti e famiglie. Lo slogan di quest'anno è "Chi si cura di te", perché in questo clima d'odio pesante, in questo clima di violenza istituzionale, in questo hummus politico che non si cura affatto degli ultimi, delle minoranze, abbiamo bisogno che le persone si prendano cura le une delle altre e che la collettività si prenda cura di chi non riesce a farlo. La speranza di questa comunità è che arrivino anche prima o poi delle leggi che la sostengano e la avvicinino al resto dei cittadini. Vorremmo una legge contro le discriminazioni che è stata bocciata l'anno scorso, vorremmo un matrimonio egualitario, una forma di diritto di famiglia che equipara le famiglie omogenitoriali a quelle eterosessuali. Vorremmo un aborto libero, sicuro e gratuito, vorremmo una medicina più femminista che si prende davvero cura delle persone. Di certo ormai da alcuni anni Padova risponde con grande partecipazione ed entusiasmo al Pride, ma per gli organizzatori non è più una sorpresa. Padova risponde bene perché è una città accogliente ed è una città in cui da anni e anni le associazioni lavorano e lavorano anche con le istituzioni, ma anche con tutto il tessuto sociale, dagli studenti ai pensionati. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale, grazie per essere stati con noi, vi auguriamo un buon pomeriggio.